nel cuore di Soccavo, teatro della storia, la ruggine non corrode senza pace, è sempre stessa storia, due coniugi incazzati, Geppino da una parte, dall'altra Margherita, sono sospetti e l'altro sono mazzate, testardi che per sfida oppongono avvocati persuasi dalle tre, andranno fino non fine, ma dimmici d'accordo e a roba ci battimmo. Ma allora siete sotto? Ah, mi sto sperando che mio fratello Geppino ha la febbre e non lo posso chiamare. Evviva la mia sfortuna! Ma dico io, com'è possibile? Io vengo apposta di mattina presto per trovare lo sveglio e voi invece mi dite che si è fatta la nottata con la febbre. Ma quando è? Quando è che ne indovino una? Guardate qua, guarda. 38, 39 e 40. Esce sabato per la cella. Ma che dite? 38 la mattina, 39 in mezzogiorno e 40 la sera. Quello sta inguaiato, perciò non sta venendo in ufficio. Ah. Cristina! Sei sciutato, dici? E lui è Geppino. No, è papà, se udito non sta bene, l'altra la scena si invasiva. Cristina! Papà, ditemi. Ma questo chi è? Papà Persichetti, un amico di Geppino. Ah, Persichetti, sei un amico di Geppino Sì. mio figlio? Sì, vedere la faccia. Ma perché che faccio tengo? Scusate. Tiene proprio la faccia del pesce pigliato la botta. Questi ma stamattina non si magna. Papà, stanno ancora in tazza in coppa tavola, vedete? Il latte insieme a me non l'avete preso? Immagino pigliato il latte insieme a te. Chi si ricorda? Io mi sono dormito un po' che mi sono sciolata una caspita di fame. Ma voi ogni volta che avete dato volete fare marene e poi Ambrese, papà, sono 9 la mattina. E Ambrese? Ambrese. Pensi che cosa sono? Le 9. Se i figli miei mi fanno scemo coppa per mangiare, io faccio i miei giorni. E se vede che ha tenuto le oggi sballate, se è fatto vecchio non funziona più. Ma che dite, quello funziona, che lo furbacchio sono mezzo un orario di pranzo, perché lo mangia sempre. Facete avere una bella camminata, così allo girito ne può. Vabbè, ma mi muore fame. Vabbè, me ne vado a fare una bella passeggiata a Riviera e già, me ne vado torno. E figli. Ma che schifezze hai mangiato, fanno a scivolocchio, mi tengono in vita, hai capito? Mi fanno mangiare, non mi fanno bere, ma perché mi vanno bene? Oh, l'hanno pigliata pensione mia, 350.000 lire! Vai a barbetta sti pepiglia! I taristi che pazienza che ce l'ho! Come no, io ho visto, ma qua la pazienza la tengo io. Perché stamattina mi fate perdere il tempo e io faccio tardi in ufficio. Sì, ma voi non dovete aspettare, quello è mio fratello, tu scegli manco per doio. E ho capito, ma è mai possibile che vostro fratello non vi ha mai parlato di me?
Che se non vi ha mai detto quel mio caro amico di Persichetti ha fatto questo, quel mio caro amico di Persichetti ha fatto quest'altro, quel fedendone di Persichetti, in senso affettuoso, si intende? Me l'ha pure detto, però mo che mi si ricorda. È impossibile, signorina mia. Un impiegato quando torna a casa racconta sempre i fatti dell'ufficio. Sa sapo, perché a casa racconta i fatti dell'ufficio e in ufficio racconta i fatti della casa. Oggi no come passo di? Ma scusa, all'interno ufficio non fatica nessuno. Come no? Fatica la gente quando fa la fila agli sportelli. I senza office. Sono un tipo veramente curioso, tutti quanti parlano di me, tutti dicono quel fedendone di Persichetti ha fatto questo, quel fedendone del Persichetti ha fatto quest'altro, quel fedendone del Persichetti ci ha fatto ridere. Io mi ero facendo ridere, non sapete. Io mo che va cadendo, mi chiaffratemi Ceppino, ho sbrunzolo le sante e dico Ceppino, esci, perché fuori c'è quel simpaticone di Persichetti. Ma no, non gli dite così, gli dai piuttosto fuori c'è Persichetti, il tuo collega d'ufficio, il tuo compagno di catena. Basta che gli dite fuori c'è Persichetti, lo scapolone. Lo scapolone. Aspettate un momento, aspettate. Io mi pare che una volta me l'ha detto, me l'ha detto. Ha detto che tenevi un compagno scapolo e mi volevo presentare sì? perché viveva solo, squallido. Ho sapito, io sono rimasti un po' che zitelle. Come si dice? Ha già perso l'auto. Ah sì, la voglia da fa pera. No, sapete, quelle sono quelle cose che si dicono come quando c'è l'agonia nel cuore e ne può che dire, rindaga per morte. Signorina, io sono lusingato, ma purtroppo per voi non posso essere il privilegio di questo vostro obiettivo, vedete? Io sono un omaccio, io gioco, bevo, talmente che bevo, tengo tutto il fegato spappolato dall'alcol. Morita, ha ragione mio fratello, a voi ci vorrebbe una mammarella. Una carciofola! Ma no, qualcuno che si prende cura di voi. Signorina, io credo che voi non conosciate bene gli uomini, eh? Ma che dice questo? Sono tanto fragili tu, maneggiali con cura. Geppino, che mi dà solo! Vabbè, si è fatto veramente tardi, io devo scappare in ufficio. Mi raccomando però, se vostro fratello dovesse riprendersi, non gli fate prendere freddo e chiamate il dottore. Ma non con me carnale, quanto è bello mostaccio. Carnale, ma quale carnale? Mi ci hanno prestato 500.000 lire, mannaggia la mia, mannaggia! Ma non però... Quanto è bello però! Geppino! Esci, sei andata? Finalmente sono uscito a libertà. Ma che sta cavoli? Nessun bello si ciracco culo, ma sto vedi, la pianta fiore, sta facendo una fiamma, siete andate. Ma che lo divino? Tu sei nervoso che tengo addosso. E ti metti a sedurre Persichetti con tutto sto tipo. Quanto è bello! Mi metti un quartello in fronte. La conversazione non può durare più di 5 minuti. No, non guardare. Ma che vuoi? Che ti devi dire per la cabina telefonica, ti metti luce attorno che fanno una chiamata. Guardate un po'. Ma poi che stai facendo? No? Un caffè. Un caffè, che caffè stai facendo? Un caffè lasca. Un caffè lasca, la solita ciofeca che sa pescare fuori. Ma dico io no. Dico tu si scippa si cerotti, sei così inguaiata. Uscire e ti facevi vedere. C'è un caffè, un raffreddore. Bravo, ma così faccio capire a tutto quanto che ci fa tutta la moglie. Cristo, io sono un uomo che tiene una certa dignità. E finché non la messi scippa faccio in ufficio non ci fate, capito? Tu non ne conosci collega mica. Quelli vengono in naso per queste cose, chi l'ha appena mi vede, sai come fa? Quella voce, chi sta a buscare la moglie? Capito? Ah, ma tu sei a scena pazza, tu sei a scena proprio pazza. Senti sorella, io ti ho lasciato libero di essere cretino con tutta la vita, e tu lasciami un po' pazzo e mezza da pace, va buono? Poi, che è un carattere, che è il carattere tuo? Sei un uomo impossibile, perciò la gente ti schifa. Oh, mia moglie mi schifa, te l'ha detto lei? No, però si vede, Geppi, si vede. Sapete? Perché che te mi fai? Geppi, un carattere. Guarda pure, guarda la faccia mia, guarda. Ha già fatto la faccina a cammarello, per Mannaggia, ma è bello questa fissazione, ma come te la lasciare? Tu non tieni la faccina a cammarello, no. Tu tieni la faccia con puparolo buttunato. Noi? Che è il carattere tuo? Tu strilli e offendi sempre. Che sei tu, che l'avrà ragione quando ti chiamo Orlando Curioso. Oh,
Orlando curioso, mia moglie ha così vediamo. Niente. E perché non viene a discutere la signora? Perché non può bene a dire non faccio che ho torto io? Venga signore, venga in parlatoria! Cristina! Madonna mia, venga a tre! Cristina! E dammi la Ma tu mano eri uscita? E non mano. Sono andata a comprare piatti e bicchieri nuovi perché a furia di litigare avevamo finito le munizioni. Il cretino di casa ha fatto una domanda, Perché c'è qualcuno in questa casa che quando la chiappa un capo stuotica, 8 piatti e bicchieri per l'aria senza far sparagno. E poi a riempire la piattara ci devo pensare io. Sapeva spuzzato i bicchieri Ciargino, sapeva spuzzato. Avrà ragione. Ma che? State zitto, tu scegli da ragione! Margherita, volessi Non da gusto a me! Margherita! Via! Mannaggia la miseria! E poi dice che devo rompere tanto! E si capisce che devo rompere! Ma che rappresenta in questa casa? Ma chi sono in questa casa? Ho scassato la casa! Io! E tu! E mo basta! L'udienza è finita! I massetti che non voglio sentire più! Uè! Sono sorda e muta! Fosse la parola e fosse sordo muto! Invece tu ci senti buono e per questo mi ha sentito. Margherita, mettete capo. Che gli uomini di casa nostra abbiamo portato sempre un cazzo. Oh! Margherita! Margherita, sai che in un momento hai bisogno di qualche cosa? Papà! Ma vi ha doiato combinato così? A così come? Papà, si discuteva mettere un cazzo. Mamma mia! Madonna mia, che la capena sfoglia ci vuole! Che sta succedendo quando non mi bevo più vino? Niente bene, io quando mi bevevo vino, no? Stevo dici che con Manulione, tenevo il russo in faccia. Ma invece mi fanno bere tutto il latte, ha fatto la ricotta in dolce, non capisci più? A proposito, ma oggi non si mangia? Papà! Gli ambres! Se ambres, tu cocco bote che stai in un buffettone! Ma vuole fare tutti quanti da sta casa qui? E ambres, e com'è che tu stai già qua? Com'è? Papà, quello all'ufficio non c'è andato proprio. Ah, ha fatto un filone, giovanotto! Sì, papà, rimane, ma mi da fare il giustifico. Anzi, che si fa uno spiritoso! Margherita, ma come oggi? Non hai in cuore? Non ce l'hai più il look in capo, Margherita! Sono scocciata, sono sfinita stamattina, no? Ma perché chi sta fatti spianchi pure questa povera Cristo? Ma ti sciogli il cane, aspetta! Margherita! Chi stanotte? Si vede il cibo zuzzuso? Io? Ma che stai dicendo? Certi lamenti da quella stanza. Oh! E vai! Non sai! Ma va a policlinica, papà! Ecco, e posto a me niente, ma sapessi chi è in sta casa. Un uomo senza rispetto, senza riguardo per una moglie legittima. Un padre e figli che si mette fino a 3 a notte a vedere un spogliarello notturno. Ma almeno fosse sincero, fosse leale. Almeno mi dicesse, Margherita, a me mi piace guardare. E allora una moglie contegnosa che fa? Signorilmente si alza, si avvicina. Puh! Ho lo sputo in faccia e se ne va! E invece no, va pure in ebollizione, quando è vero che il povero guaglione che si spoglia. E intanto nella vecchiaia lui si arratta e si ciacea. Io mi arratto e mi piace. Ma tu non hai visto che mi arratto? Ecco perché ti vengono certi provvedimenti fuori stagione, ai quali una moglie legittima non può consentire. Cristi, a me mi venne pure i piedi fuori stagione. Che ti sa ci deve. T'aveva solo permettere. Però ci sono tanti uomini come te. Ah, perciò si guastano le famiglie. Oh no, questi qua sono seriali. La notte pensano, studiano, si fanno l'educazione sessuale e a te vengono scostuati. Gattuso!
Cioè, io voglio capire una cosa, no? Un povero uomo, un povero cristiano, non devono diritto di mettere mezz'ora innanzi alla televisione. E sulla media notturna ti piace a te, omosessuato! Ma piace un notturno e Chopin, va bene? Scopelli, chi l'ha destra, nato tutto con Martina. Margherita, chi sta, ci piacciono i film pornografici. Che faccio dici, no? Quella mia mamma me lo diceva. Nenne a mamma. E i mariti chiusi fanno vecchie quando vengono rattuso. Mamma è meglio che me ne vada a casa perché se non saccio un pozzo cucina stamattina. Vedete lei, ma rimaneva pure i piatti qua. A così scopa, e rompeva una tavola, Uè, priega che non sai che tiene a preparata. Priega che non sai che tiene a preparata. Teleguardone! Io ho saputo su lì che mo si portava i piatti e non si mangia più. Papà! La gente che ambres! E Ambresse, io mi rifanno. Già qui. Fammi fare una bella pelle di pane con la cioccolata. No, non me la voglio fare. Poco poco, però No. dice a Gelli che ci mette la cioccolata, che se la fuccio. Niente meno ci mette la fotocopia della cioccolata. Tu vuoi che la cioccolata? Facci una pelle pana. Papà, metto, papà, faccia! 150.000 lire, non a cifra. Andiamo a aprire una poca televisione. Aprire una parte rinda che è meglio. Ehi, o si mette la parte rinda là e passa tutta la giornata, ma passi sta grazie a Dio. Speriamo! Hai capito? Come fatta fare, Seppi, Che è? vieni a casa! Tu me ne pensi un bacio, che è? Senti a me, Asor. Entri in quella stanza. Butto te vedi tua moglie. E ci si perdona. Cristino, fra, stiamo a sentire a me. Entra in quella stanza. La finestra già sta aperta, diamela solo a basso. Ma tu vai contro me? Ma tu vai contro chi? Io la giandusso qua, moglie. Hai capito che la giandusso qua? E l'avrà ragione! Avrà ragione. Ma che lui non lo sa che la sta spattata alla signora moglie. Perché io ho chiamato l'avvocato. L'avvocato Sarappa, lo sto aspettando. Ma che stai dicendo? Mi chiamate l'avvocato? Io non ce la faccio più, io voglio diventare un'altra volta single. Io voglio il divorzio, ma c'è sparta che la janare. Ma tu questo non può fare! Io mi sono perfino inventato un motto personale. O sentite, un prete mi inguaiò e l'avvocato mi salvò. Ma come tu? Un uomo che ha votato contro il divorzio! E che ne sai, tu stai alla cabina elettorale con me. Io votai in bianco per lasciare la responsabilità agli altri, Cristina. Poi, che sei tu, un vigliacco? Che l'avrà ragione Margherita quando dici che tu sei un moschettiere cacchia per mostro. Ah, sono moschettieri cacchia per me. Ho chiamato l'avvocato. Quello che stai stare alla porta, mo. Poi ci faccio vedere buona moglie. Geppi! Vieni qua per casa! Pietro buono! Non ho fatto perché tu hai un brutto carattere, ci vanno su che ammazzato! Ce ne vanno ancora! Mi sto di Polignani, cazzo vai! Guarda la porta, avvocato! Geppino, fuori c'è l'avvocato! T'hai capito? Dai, No, c'è l'avvocato! ma che si credeva la signora? Che hai pazziato, no? Io faccio sul serio! Un prete mi inguaiò, l'avvocato mi salvò! Prego, avvocato, di qua! Buongiorno. E lei chi sia? Chi sono? Sono l'avvocato di vostra moglie. Ma come te sia? Di vostra moglie. Non mi dato guanza! Quella la signora ieri mi ha chiamato con urgenza al telefono. Permettete? Avvocato Stenda, matrimonialista specializzato. Molto specializzato. Sta bene. La signora Ianara si è messa l'avvocato anche lei. Vi ha chiamato d'urgenza come se pagò 113, bravo. E sai che risate che ci vogliamo fare mo che arriva pure l'avvocato mio? Quello che ti stai? L'avvocato mio. Il migliore avvocato di Napoli. Anzi, il più migliore degli specializzati. Ma lei si sta divertendo a fare battute. Credetemi. E la migliore cosa in queste faccende è si trova l'accordo nel disaccordo. Si discute da persone civili con urbanità e comprensione. Prego, avvocato, di qua! Eccoci qua, buongiorno a tutti. No. Qui che non stenda. Qui, carissimo Sarappa. Io ho occupato, non stende nada sarà.
E tu che ci fai qua? E l'avvocato, naturalmente. Bene, così tu ti fai il marito e mi facciamo. Sono contento, sono contento. E sono contento perché so che certamente troveremo un accordo, perché tu sei una persona leale, una persona pulita. Poi se mi permetti io faccio il mio lavoro. Qui, caro Geppi, tu che hai combinato con sta fa? Che t'aggiarisce, una vita assurda, una vita impossibile, ma hanno fatto talmente così, che mi sono vissuto i caratteri, ci fa tutto a mucchia. Zitti, state zitti, il nemico ci ascolta! E mi vuoi andare a raggi, mi sono dato a patto lì, e mi sono sciuppato la faccia, non so, e quando fatto a mucchiare mi divento un animale. No, zitto, basta, è uno spruffone, un monellaccio, è un birichino. Ma scusate, per queste cose che vi vengono, questi atti di autolesionismo, voi, non vi avete mai fatto un buon mio? Come le fa Ehi! E sto qua io. Queste sono domande a tre bocchetti. Tu chiamati a me? Sì. Sono i migliori avvocati di Napoli. E allora lascia parlare me. Ma caro Stella, Gepino non ha mai avuto bisogno di chiamare un dottore, guardalo bene. È una persona calmissima, è una persona tranquillissima, è proprio un babà. Ho capito, avvocato, può essere che proprio oggi è nervoso, però io vedo un po' che nevrastenica su soggetto, Sapete che cosa, avvocato? A forza lo parlavo. E che mi chiamate a fare? La mia qualità di migliore avvocato è qui per servire. Lascia parlare. Esatto. Non parli più. Ma caro Stella, il nostro caro cliente Geppino è la proverbiale Evera Molla, che ognuno Si annetta nel momento del bisogno. eccetera eccetera. E vabbè, avvocato, è una molla, quella pure l'ortica è una molla, Ma quella punge, avvocato, punge. Sì, vabbè, ma lui è un'erba tranquilla, è un'erba come la camomilla. Sì. È talmente calmo che non farebbe male ad una mosca. Non è vero, signora? No, avvocato che sia vero. Però tengo un carattere impossibile. E vabbè, il carattere. Che aveva cirrinda la culla, non l'ha già fatto, capito? Avvocato, figurato. Tenevano 3 servizi di piazza, Sì. 2 bicchieri, hanno tutto e 5. Ma qui si sta esagerando. E che diamine pure. Ma io immagino che ne avrà rotti 2. No, Ma forse sì, anche sì. 3. No. Ma anche lei avrà rotto qualcosa in casa come tutte le cameriere. Avvocato! Poi, Ma quale cameriere? Io sono la sorella. perdonate, No, guarda- questo non lo sapevo. Geppi, La sorella. questo tuo cognato è una mala spina. Ma quella cognata? Quella non è la sorella di mia moglie. Ah no? Quella è mia sorella. Allora si dice me famiglia. Che lasciare? Vabbè, ad ogni modo io devo vedere la signora. Sì, vi accompagno io. E come sta, povera femmina? E come sta? Che la Geppi, non c'è tempo da perdere. Chi sta l'avvocato Stenda è una volpe mai vista. Non sta antipatico. Bravo, pure a me. Piglia la seggia e 7 di loro. Perché? Piglia la seggia. Allora, Vai, te mettere coi. Io in questo momento ti devo fare delle domande di tipo professionale. Tu sai, l'avvocato in America sono come un confessore, hanno sapere tutte cose. Mimì, però senza fare troppo parauscilla perché qua capo non sto in capo, capito? Ma no. Domandami tutto quello che tu ambressa io ti rispondo. In maniera semplice. Dici. Ecco dunque, un attimo che rifletto. Sì. Geppino, tua moglie è sempre stata turrisseburnea o qualche volta è stata Emma Bovary? A parole tue. Mimì, ma tu ci venuto o per la mano? Io non ho già capito forestieri. Niente proprio. Io apro la parola. E stai spiegando che sono nervoso. Accomodati, te la faccio più semplice, più Faccia elementare. pazienza. Ecco qua. Allora, riflettendo, semplificando, caro Geppino, tua moglie è sempre stata una diva francescana nel senso di Francesco d'Assisi. O qualche volta è stato Franceschino da Rimini, capisci a me? Ma chi è sta Franceschini, ma arrivi, vai, ma tu che porta, ma dire a me? Tu mi hai fatto una domanda a fare più parola. Ancora più semplice. Ma semplicissima, non capisco, sono nervoso, non riesco a capire. Ok, scendo il livello asilo. Si accomodi.
Geppi, io da te vorrei sapere. Ma cominciamo da voi. Geppi, ma tu tieni il corno? Oh, mamma mia, tanto ci voleva, vedi? Da piacere. Tu sei arrivato a ridere, sei arrivato. Stiamo a cena, e dille per la cena sta cosa. Ma Geppino mio, ma noi siamo amici, non minime delicatezza ci vuole, ma che diavolo? Perché se tu tenevi il corno, non stiamo a cavallo. Ma mi spiace per te, mi via il corno non è te. Male, malissimo. Ah, senti, mi via il corno non è te. Però ti posso dire e garantire che mia moglie non andiamo d'accordo. Ma amore mio, che c'entra questo? L'incompatibilità di carattere non è una colpa, è una cosa reciproca. Ma stai dicendo, come non è una colpa? Come te la chiarisci? Non è un carattere mio che è incompatibile con il suo. È un carattere di mia moglie che è incompatibile con le mie. E capisci? Ma ne ha così noi chiama a Parigi. Che cosa ci vuole? Vabbè, mi faccio una cosa, poi scendo a Pascio, vedo che si compra un me faccio Geppi, vieni qua, ma fammi capire sta cosa, ma tu questa separazione, ma la vuoi ottenere per colpa? Che hai fatto? Una separazione per colpa? A così lascia passare pure gli elementi, a quella no! Allora hai capito? Ma che stai dicendo? Io lascia fare sparco di amo. Bravo! Io lascia il giro fa ginocchiare. Questo è lo Io spirito. lascia fare di fame. Io lascia fare sparco di amo. Lascia fare la spuma un po' come la lavatrice. Geppi, ammazzato! No, non lo faccio più. Non parli più. Geppi, che hai capito? Ho trovato, ci vanno immazzate. Sì. Ammazzate, a te. È naturale, a te. E me? Ma io capite pure che c'è l'avvocato di difensore. Appunto, e sono il migliore avvocato che potessi scegliere. Geppi, tu qua mi devi far vedere la tua più grande abilità. Tu devi ottenere l'impossibile. E che c'è fu? Geppi, tu ti fa battere la moglie. Mi stai chiedendo una cosa che non so proprio come può essere possibile. Ma perché l'ho fatto? Amore di, che lo sapevo carattere. Io anche in mano pesante. Io appena apro la bocca che le sai che fa? Che non so buon capito? Ma sai che fa? Ma braccio, ma fa si male, si mette a chiare. Mannaggia miseria. Ma tu devi trovare il mezzo, devi trovare il sistema perché tu la devi talmente provocare. Ma la devi talmente stizzire. Che mi da buffe pa. Bravo! Cioè tu stai dicendo praticamente che se mia moglie mi fatta, Bene, lui vicino a casa. ma benissimo, per percosse e maltrattamenti. Dice una cosa, che effettivamente io appena apro la bocca, che la moglie mi pensò un cuore e mi boffe mazzata. Allora lo fa! Non lo fa! Geppi, ma non è mazzato così, o schiaffettino, o calcettino. Ma ne essere mazzato pesante! O patapata dei pacchi, Geppi. Bravo. Geppi, tu è... Da scumme sangue. Sì, Geppi, il sangue ci vuole, è necessario sangue. Geppi, tu hai il tuo sangue. Ma come stanno mattiate ste dicendo? Non mi deludere. Ma poi ci sto rappresentante dell'Avis tu! No, ma non mi devi deludere. Tu questa cosa la puoi ottenere. No, vabbè, no, non ti preoccupare, ti farò vedere tutta la mia abilità. Bravo. Ma faccio un palletone mai visto. Ma fammi- faccio un sant'anduno rimazzato. Bravissimo, questo è lo spirito. E fammi capire, che è una volta che ti scomme sangue, no? Tu vedi lo sangue e scorre. Cioè. Che fai? È normale, con lo sangue che gli devi ammazzare, che la cavara punto. Corro all'ospedale, faccio tutto mio No! O vedi che ne capite niente? Tu appena vedi lo sangue scorrere, la prima cosa che fa è bussare signore di rimbette, ti devi far vedere subito dai testimoni che lo sangue scorre. Ci vogliono i testimoni freschi, prima che il sangue ristagni. Una idea che mi è venuta. Dici, Chi sono palazzi e 7 piani? 7 piani. Tu scumate sangue, fattilo tutto e 7, sai che ne esci nero, con sangue che ti scorre, bussa e porte tutti quanti, ti favrei a tutti quanti, mettiti belli in mossa così mentre il sangue scorre, perché più tu eri scumate sangue, meglio è per te. Ehi, anzi pazienza. E si sono asciutti tutti quanti da quella giornata che faccio? Mi hai ammazzato in di me. Ma mi piace, ma che stai dicendo? Ma c'è più. Ma ti pare che non trova nessuno? Tu sai che ne esce nenne, una volta che ti trovo a basso, busso pure guarda poco. È normale, sono anche sull'X. E tu fai per scumate sangue pure a is. In poco sangue, in poco. Non è che te 50-60 litri di sangue. E tu potremmo che mi fai 6 o 7 mi piace. Poi mi fai scendere fino a tu guarda poco. Io quando sono arrivato alla porta lo guarda poco. Mi trovo andare a così di sanguato. Hai capito? Tu sei ignaro, tu ignori perché sei ignaro.
tuo sangottino, e ne tieni assai, e ne ittaggi e quindi ne devi bucare di sangue. Però, prima che fornisci, vai al distretto di polizia e denuncia tutto per percosse e maltrattamenti. E ti assicuro, Geppi, che tu ti fai a stand e io mi faccio mugliere. Io perché sono il tuo avvocato non posso testimoniare, ma se avessimo la sorte che le davanti annanzi a me. Ho escogitato uno stratagemma, una manovra d'astuzia. È diabolico! Capito? E che fai? Non te ne fai più. È bravo, figlio, che fai? Te ne fui? Oh mio, tu non capisci proprio niente, ma ti devo spiegare tutto proprio elementariamente. Io che faccio? Io ti faccio difendere da un altro avvocato amico mio. E io, che ti ho visto scommata di sangue, vengo a testimoniare in tribunale. E così ti assicuro, amore mio, che tu ti fai a stand e io mi faccio mugliere. Che si da un quarto d'ora, si è fatta mugliare perché vede che ci sto insieme a vita. E ti assicuro che a Parigi ci ama e facciamo una corsa, Poi ci va a fare che tazza male, la vita. Che i recitali appazzati che buono. Quando è potuto criticare il caffè per l'avvocato. Oh, grazie. No. Ma ancora più. No, questo no, perché qua metto l'acqua per far papavide, capito? Ah, che sono facile lasci, che sono facile. Grazie, Hai notato tua moglie, come sta? Una iena scatenata, una triga inferocita. Tranquillità che ci metti, sai che può succedere? Ma che schifo il caffè robato! Ma che schifo! Che succede? Ma state calmo. Che si fa? Ombrello mio, dove sta ombrello mio? Ma perché sta giuendo? Ma quale Giuena, c'ha un ombrello mio, c'è qua. Ma chi si chiede? Papà, venite un po' calmatevi, è un amico mio. Chi ti dice che da careno satellite americano che ha perso controllo? Giovedì alle 7, proprio qua, capo a coccoruna. Come capo a coccoruna? Sì, ma chi si chiede? Papà, ma la gente c'è, è un amico mio. A destra nato scema. Grazie. Giovanotto! Ma tu hai capito? Non hai capito? Chi si fa tanti anni, hai capito come tanti anni e caricava la gente? E io c'ho un ombrello mio. Ah, si non mi sa c'è un ombrello. Ma vi da fare piacere, vi da finire di ciucciarie, basta! Ma quale ciucciaria? Chi la magari arrangiava ombrello? No! Magari arrangiava satellite, non c'è ombrello. Non ce la faccio più finire, non ce la faccio, io mi pare me la credo, chi sei un manicomio? Vedi quello là? Quello è un'altra piaga, capito? Un'altra piaga! C'è qui, frato mio, ti capisco, pure io ho avuto uno suocero così, ignorante e cattivo. Ma quale suocero, mio figlio, quale suocero? Quello è mio padre! Carnale! Carnale! Geppi, ma ti schifano tutti quanti, ti sta famigerando io! Che lascia dici, che lascia? Ma io non lo so, guarda. Lascia, io non lo so, passato un anno. No, signore. No, aspettate un attimo. Faccio un salto in pretura e torno su. No, avvocato, ma guardi bene, vi voglio solo dire mio marito chi è veramente. E vabbè, dato che lei è proprio una bella signora, la sto ascoltare. Grazie. Avvocato, sentite, allora, no, come tutte le coppie, anche io e mio marito andiamo al cinema a vedere un film. Certo. Uè, e se arrasso sì, nel film esce una scena ose, mentre tutto quanto ci facciamo pezzerille, in coppa e poltrona. Marito, ma sai, zia pizzilluccia fuori tanto così. Niente meno! Ma io sono figlia di una buona donna Sì. e capisco che in corso può stare scena. Speriamo che la stracci tutte le panne a colla che... Ma questo è un pervertito, vostro marito è proprio un pervertito. Ma non funziona così davanti al giudice, signore. No, è che queste sono fantasie, sono cose irreali, un po' come nei sogni. Non servono, signore. A noi ci servono le persone in carne ed ossa. Ma volevo comprare la carne con l'osso, che ci fa? Avvocato, che è successo, Cristina? Margherita! C'è finito di voi da casa! Benissimo, bene! Benissimo, avvocato, non hai la casa, ma Sì, ha detto all'avvocato, mentre che stai parlando con l'avvocato, a me me l'ha cacciato! Poi, e a dove vai? Se ne vai a Parigi! Ma chi ne esce pazzo sarà? Che se ne fosse cielo. Quello se va a Parigi, vostro marito, è abbandono del tetto coniugale. Io facciamo correre. Avvocato, ma che state dicendo? Ma se mio marito va a currare andare a pariggiare, non ricocci giù! Signora! Parlami zitto, zitta, sti disgraziati, capito? Cristina! Pardon! Oh,
ho perduto uno spillo. Ah, era tu? Sì, sì. Io mi credevo che era Cristina che urinava, che origliava. No, sapevamo anche se spicciava. E va bene, voi siete la patrona. Merci beaucoup. E non ti preoccupare. E per beaucoup te la già facevi. Ma non dimmi una cosa. Ma tu parli pure francese? Oui, sono fatto remè. E allora, satava buona, signora. Avvocato, io ho capito tutto. Chi se non vai a Parigi, perché là ci stanno a spongere di sta buono. Avvocato, mi dovete credere, quando la cameriera ci è tenuto, tanto ne c'ho da mandare. Avvocato, non ci fatto scarta. E ha fatto scarta. Piglia e poso, mette scarta. Piglia e passo, mette scarta. E ha già fornito scarta. Ma tu stai con me? E non sono una cameriera di nessuno, capito? Di nessuno! Oh! Si è offesa Margaretta. Signora mia, lei ha ragione, capisci che purtroppo... ma le prove dove stanno? Voi dovevate tenere una bella macchina fotografica a portata di mano. La macchina fotografica? Sì, signora, una macchina fotografica. Perché appena vostro marito fu sporcaccione con qualche femmina, poi una bella istantanea e si documenta l'oltraggio. Ah sì? Ma noi così non facciamo niente. Il sarà, è diabolico. Non l'ho già visto, ma potete dire a me. Niente di meno quello tiene la faccia di Belfagor nella cantata dei pastori. Bravissimo, bravo. E voi sapete che fa? No. Fa negare tutto a vostro marito e dice da voi siete pazza. Ma da bella vista. E io stesso nella causa, un piglio pomellone a mio marito e bragado, io sbattacavo una pompa con lo giudice. Complimenti, Grazie, bravissima. grazie. Così il giudice prende e vi manda il manicomio per direttissima, signor. E allora come sa da Signor, allora fare? non ci può proprio capire. No. Lei deve fare quello che dico io. Bene, adesso vi spiego con calma quello che deve fare. E va bene, avvocato. Voi spiegate ed io esegue. Esegue. Allora, signora mia, lei da questo momento deve diventare umile e sottomessa. Io? Come una schiava. Ah. Lei non deve più gridare. No. Parlare. Muta. Può sussurrare. Può cinguettare. Può belare. Ah già va bene. Esatto, la pecorella, questa dovete essere una pecorella. Dolce, umile, servizievole, economa. Signore, dovete essere un concentrato di virtù. E soprattutto, appena state per dare anche un solo schiaffo, guardate bene. Sì. Paralisi, stop e desisto. Una paralisi in mano. Stop e desisto. Signore, ma avete capito? Avvocato, ha già capito. Ma quando pega mio marito, chi l'ha ammazzato mi tira in te mani più forte di me. Ma quali immazzate? Non deve battere a nessuno. Paralisi, stop e desiste. Non si preoccupi, signor, questo è il mestiere mio. Vi trovo sicuramente un testimone che vinceremo la causa, non si preoccupi. Vabbè, io le ho concesso già un po' di tempo, giudice aspetta, devo andare. La saluto. Arrivederci. Signora, ma vostro marito fu sporcaccione che fede? Ma che essere? Isso. Sì, lo faccio fare. Faccio fare, non si preoccupi tanto. Io, a suo marito, lo faccio correre, non si preoccupi. Va bene? Sì. Ci sentiremo, signora. Arrivederci. Isso, questo caccione. Ma io, tra l'altro, la pecora, la sacci manco fa? Cristina! Ma chi è? Chi è? Ma zitto, Belina, va, sei tu. Io non avevo capito, oggi ti una voce di piegori scannate e sto asciutto. Provocazione. Paralo, stop e desisto. Cristina! Mi crede, siete male. No, grazie, sto benissimo. Io scendo un momentuccio, vado a fare un po' di spesarella. Ma tu hai qualche bisognino? Come? Dico, hai qualche bisognino? No, ce l'ha fatta. Allora ti ho permesso, Io scendo un attimo. Margherita! Che? A dove vai? C'è un caccai. E tu mi hai fatto tremare sana. Dimmi amore, tu parli ed io eseguo. Ma mi avessi cagnata la moglie? No. Ma
quando mai? Finge! Molto va! Stiamo a sedere. Sì. Mo' va riesce. Sì. Accattami un bello giornaletto pornografico. Anzi, 2. Una a me e una all'avvocato. Ma quando mai? Io è famiglia cristiana! Che siamo da buono che ti fai una poca Ma cultura. questa è la cultura che ti fai tu! Che era rattusano. Bravo! Bello. Eh, Ad essere bello con tutte le femmine nude a coppa. sì. Allora a me mi compri cronaca vera Playboy! e a me mi ci compri Playboy. E aspetta un momento. Faccio! Aspetta. Mo, mettete un buon in posto! Buono, così ti pigli in bene, bravo! Me lo voglio segnare. Se no poi tu mi fai tutto. Dunque, 2 giornaletti sporcografici, cronaca vera e Playboy. Se no poi tu mi picchi. Si sta drogando moglie. E comunque non mi aspettate, perché ho un appuntamento. Oh, sento, un appuntamento. Ma si mette a perdere tempo con qualche capello con maestro in mezzo al mercato, hai capito? Avvocato. E si mette a raccontare tutti i fatti della casa, che lì capera. E chiacchieracchia, e paporicchia. Ma credo che guarda un po', eh? Non ti guarda in cagnesco! Cagna! Ti guarda un po', eh? E niente amore, è che stamattina sei bella come un canario. Tu sei una cardella in garda là! Via, guarda, sto pettesista. E comunque non ti preoccupare, non è una capera che mi aspetta, è un uomo che mi aspetta. Un uomo! Ed è un uomo che già sa tutto di me. Mo esce nel corno! Don Bartolo, il mio confessore. Allora me ne posso andare? No, da quando è che tu non mi cosce tu ne hai cagato? Ma che sei ciò? Muoviti, me solina! Tutte le mani sono sane, non mi Fallo tornare presto! Uè, scrofa! E mi raccomando torna presto! Mi scapizzo sana e torno presto, mio signore. Altrimenti la sevizi! Non hai capito? Altrimenti la sevizi! E quando torniamo fa pure servizio! L'ho preso servizio! Ah, si sta pure il castagno, Da frusta! quante frute si c'è castagne! Mi dà già via la frutta! L'ho fatto! Regalini, gradini, schiavi! Ma tu non rispondi! Così, bravo, così, ti dico prima, che si guarda. Scusa, amore mio. Dimmi, volessimo fare una cosa! Ma perché non muore tu, Luca? Giappino, insisti che è matura! È matura! Lei pigliato poco chissà che! Mi si sta ubriaco. Ma sto pure imbriaco! Sti 4 magna franca parassi! Cari in sta casa, sono soli che fate che porte soldi! Fallo, fatto E per questo lo volete sapere che cosa faccio? Lo volete sapere? A busca. Sì! Tu sulle vera, tu sulla busca i soldi da sta casa. E tu tanto aiutare. Ma io che posso fare, amore mio? Sono solo una femminuccia. Uè, ma tu puoi sapere che ha già fatto come padrone casa, per te lo puoi sapere? Mo esce nel corno! L'ho pagato io questo mese con dei piccoli risparmi che avevo messo da parte. Oh, raga, che non mi pagano! Hai visto che l'ha fatto per me? Geppi, ma quando mai? Non mollare, insisti! Ma quali risparmi? Poi c'è una Mariola di casa, capito? Non fa spesa! Ma se ti risparmi tu! Mario! Ma loro vogliono lanciare lo schiaffo! Tu! Sì, lo schiaffo! Lo schiaffo morale che non puoi nemmeno immaginare. Geppi, io da domani mi cerco un lavoro. La rosa ne hai! Un uomo! Tu devi fare solo la sera! Lasciamo! Bravo! Questo devi fare, perché la moglie lo sai che cos'è? No! È un elettrodomestico tutto fa. Hai capito? È una lavatrice, è una folletta,
e un fierro per stirare. E una cammarella non la vesceria, questa è la moglie. E mo basta, Geppino. Mo basta! Io ho in mano veramente! Ho in mano e mi arrendo, Geppino. Mi arrendo! Perché tu sei signore in questa casa. Ma tu vuoi che resta a casa ad accudire la famiglia, a sciorinare. E vabbè. Tra l'altro pure Garibaldi, come ricette. Obbedisco! Ah, parala, su sto pettesi! Non ha capito una parola. In dell'algeritto, baby. C'è stato troppo rispetto, ma mette anche sotto vacra che si fa. Geppi, ma tu devi trovare il mezzo, devi trovare il modo di farla impazzire, farla sclerare, farlo oltrepassare il limite. Ci vuole quella goccia che faccia traboccare il vaso. Geppi, ci vuole essere un bagno scurnacchiato. Ma sai che ci vuole essere? Il scurnacchiato del mio amico Persichetti. È un cascamorto di tua moglie. Baby, tu me la fai un piacere. Tu te la vai, dici il bello, che corno, non ne tempo. Ah, è malissima sta cosa. Comunque Geppi, se è fatto tardi io devo andare in tribunale. E tengono sequestro contro Zoo, perché non paga i dipendenti. Io mi pago là che i dipendenti e hanno sequestrato qualcosa Zoo. E mo secondo te, chi le dipendenti che fanno? Perché l'elefante e sopportano la casa. Non fanno piacere se dice sta cosa. Mi serve un riposto Zoo. Sì, uno per sorma la ci chiude rinda la cabina dei cigni. E nata papà, la ci mette rinda le cinte di camella, così che mangia la mattina sera. E non scherzare piuttosto. Pensa alla tua più grande abilità. Io ti ho già dato i suggerimenti giusti. Geppi ti ha fatto scommessa. Geppino. Osango. Osango, che? Ricordati Geppino. Osango. Bravo. Osango. Sangue chi te viva, va a te, Geppi, ma che può fare? Non vuoi a Parigi? Non lascia anche a me? Che moglie mezza pazza, papà mezzo scemo. Ma quando mai? E secondo te, il tuo fratellone, la sta solo che mezzo botte, mezzo sto muovendo? No. No. Tu vieni a Parigi con me. Vabbè. Andiamo scemo. Andiamo scemo. Andiamo scemo. A me che la vespa a Parigi. A Parigi ci andremo con l'aereo. Hai capito? Una volta che si mi scesa la coppa all'aereo, mano in mano così io. Ti porto fino a Torre Eiffel. 1800 piani. E ci sta ascensore? Ma ascensore. Diciamo fa tutte scale a piedi. Ma arrivando coppa a tutto fino a panorama senza sciare, capito? E poi Cristina, là, all'ultima ringhiera, capito? All'ultimo però, che è più alta. Tu la metti in mano coppa passa mano così, e poi piano piano la rete, sai che fai? Ti pigli e tutta parte. Alla porta, no? E ricordati che il Geppino è morto. Sì, maestra! È ancora lei, mamma mia! Io ho capito che vostro fratello sta male. Ma vorrei sapere, il dottore lo avete chiamato? Pillole, gocce, ne sta prendendo? Oh Gesù, e con una sorella come me non le prendeva le gocce. Meno male che lui c'ha un'infermiera così attenta, Ma tu ti sta cercando. Sì, ma senza invidia però, si capisce, senza invidia. Figurate, quello è pure peggiorato, frate mio. Tu? Sta in dolietto con una freva altissima. Disse che ho così che mano tirata. Ma pare una mummia egiziana. Io torno più tardi. Persichetti! Oh! Persichetti! E lei è suscitata la mummia! Persichetti! Mi agri! Ma è stato proprio il cielo che ti ha fatto venire! No, vieni con me, aspettiamoci un attimo, non è stato il cielo. Sono state 500.000 lire che ti hai prestato, Non ne pensavo! Guarda! Chi è? Che cosa vedi sul mio viso? Ho visto uno che non muore 500.000 lire. Persiche è grave! Io mi devo separare da mia moglie. E che devo dire io che mi devo separare dalle mie 500.000 lire? Persiche, io mi devo separare da mia moglie. Perché vicino a mia moglie io non mi sento più un uomo, capito? Mi sento un diverso. Io sono un diverso. In che senso di diverso? Ma come? Non può bene. Non tanto, Geppi. Io ho bisogno di te.
Ma io quello che potevo fare già l'ho fatto, però veramente non... Persi che non mi abbandonate, persi che non mi abbandonate. Io ho bisogno di una voce femminile. E che mi hai pigliato? Ma manda via, scusa, devi chiamare Arca che viene lei. Tu non hai capito niente. Io ho bisogno di una voce femminile che mi faccia delle telefonate a casa. Ah, e che serve, Geppi? Tu quando mi hai fatto forgiarlo, pare che mi volevo violentare. Ma chi devo violentare? Ma che sei capito? Ma mi serve una voce femminile che mi faccia telefonate qua, capito? Per fare ingelosire tua moglie? No, come fa battere la mia moglie? Ah, Geppi, oggi hai capito tutto come. Non ti preoccupare, con tutte le soldi camera, Geppi. Sì. Ma con tutte le soldi camera. Che la moglie te la pagava a 4 parole. Persi che quelle sono ragioni apocalittiche per vincere la causa di separazione del corpo. Praticamente, no? Sì. A me mi serve una voce femminile che mi faccia delle telefonate qua. Quando risponde mia moglie, deve dire delle cose terribili sul mio conto. Da far diventare proprio una bestia. Da fatta, mia moglie ha da diventare una furia. Hai capito? Sì. Praticamente a me mi serve un amante, una squillo. Geppi, non ti preoccupare, andiamo a mano. Moglie sicuramente ti mando ospitare. Grazie. Prego. E mi raccomando però, se tu per caso dovessi vedere in giro quelle 500.000 lire, rallo lo bacio da parte mia e dici che papà è su e te ne sempre in tuo corpo. Non ti preoccupare. No, io mi preoccupo, Geppi. Non ti preoccupare. Ma raccomando. Sì. Ma da scommesso. Sicuro, assicurato. Perché già sei di filo 7 Chi c'è se come sette? E poi c'è scende il film ma perché? E poi si trova quest'uno, c'è questo schiattate sangue. Sì, questo. Non Chissà fai se una ne mentira, mamma. Vieni qua, parliamo con più calma. O vorrei trovare un imbecille di faccia. E invece trovate un uomo intelligente. Siete un altro avvocato, siete sì? No, io sono un collega di vostro marito. Un giovane collega. E beh, l'avete vista mio marito per caso? Come stava? Come stava di nuovo? Nero come l'inchiostro, signora. Io poi mi sono trattenuto perché ho detto, ma fammi vedere un poco questa figlia di cui Geppino mi parla sempre tanto. È molto gentile. Siete gentile. Marico proprio così, senza una chitarra, senza una mandolina, proprio a fronne limone. Che cosa, scusate? Uè, come che cosa? Per cantare io, mamma detto? No, signora, io canto serio. Mi faccio solamente. Io da morria ma Oh mamma mia, si è fatto veramente tardi, devo scappare in ufficio. Io ti vedo, chi mi tratti? Guardate. In testa solo frate e sorella mi hanno fatta la corte. È solamente questo che poi non mi ha pensato proprio. Mannaggia la madre del cotone, mannaggia. Si è chiuso sarto. No, ma voglio ne pavoti già. Ma mamma non capisci? Qua si tratta del mio futuro, del mio avvenire. Ma tutto in fumo, tutto al rovescio. Quella, la famiglia di Nicolino. È gente per bene, con la puzzetta sotto al naso. Ma io come li faccio venire qua? Tu ti sei perfino comprato la Polaroid per fulminare a papà. Sì, mamma, ma io che ne sapevo che questa famiglia di feitussi veniva proprio oggi a casa mia. E io che ne sapevo che proprio oggi si dichiarava la guerra. E mammina, tu la prossima volta ti fa mandare una bella letterina dall'ambasciatore delle Nazioni Unite, sì? Mamma, tu non puoi restare così indifferente. Ti è piaciuto me mettere al mondo? Io non te l'ho chiesto. Ma sai perché se non l'ho chiesto neanche io? Uè, tu sei proprio buono sapere. Io aspettavo un mascolo e ti sei infazzata tu. Mamma, tu devi fare qualche cosa. Sì. Tanto io chi sono per voi? Sono una povera orfanella che tu e papà avete adottato a Pompei. Parla dalle quale non Affonso che stai. Ma che è questo? Ecco! Cazzo fa? Mamma, io non voglio fare Venezia Cristina, che fa scema la Maria Zudelli in nostra casa. Scostomata! Maronna mia, è mannagillo, un re africano, sta che è una gramiglia. Tu scherzi ancora? Tu devi fare la madre, lo capisci? Non sei più una donna, non sei più una moglie. Tu sei una mamma. Hai perduto tutti i diritti civili. Che incomprensione. Oh, patate. Tu per me devi inventare un purgatorio di prima classe, aria condizionata e doccia idromassaggio. I vengi a così mi riposano poco. Yamma bene, prima fa che le cariche l'avvocato. Creiamo l'atmosfera romantica. Sì, guarda qua. Alla femmina no. Pupatella no. O zappatore no. E che picchiamo? Che ci stanno sulle discronomie. Mamma, ce lo mettere a sentire canzoni, mo. Ma te sta zitto, tu non capisci, sei piccola. Marito e l'avvocato che devo creare una distinzione tra me e tuo padre. Per fare romantico che ci metto zappatore. Nenè, ma guarda che
pensato? Va da signora Panica, bussala, fa trasiare arc, va che la figlia che è la bella piazza che Mamma può concertare in da casa. No, no, ma come la faccia romantico, con zappadoro, va! Ma per forza farire la gente. Ecco, noi devo prendere pure l'album delle fotografie della nostra vita. Se, guarda qua, ci sta pure la foto che ci siamo fatti al viaggio di nozze. Mezzo Pacciuno, a Venezia. Naturalmente questa è tutta una distinzione provvisoria, Troppo fidanzamento. Io pigliamo morse Pacciuno, un bellone marito, ma è pure fotografie pigliamo. Mamma sta venendo. Ci stai, mamma? Brava! E Carit, che bene a cantare. Dove Margherita, mi stavate cercando? Amici, senti un po', oggi è l'anniversario mio di mio marito e ci volessi dedicare una bella canzone romantica. E non mi preoccupare, Anna Margherita, ci mi scappa tutte le capille alla cara. Brava, ma... si arrivate troppo tardi però, ce l'ha già scippata 25 anni fa. Pozzo fa niente, ma più io. Si dice cantare una canzone così bella, così romantica, che marito me le fa squagliare con mano, che chissà ma tu. Lo facciamo squagliare, sa. Brava! Allora, io mi vado là, ma costare da porta. Appena che esci, vengo pure e mi faccio trovare con romanzo in mano. Che donna innamorata. Assai! La puzzetta non È inutile, il matrimonio non è la tomba dell'amore, è la culla della pazzia. Finalmente stasera sto insieme a te e nessuno può sentire. Sono poco scurnosa, queste cose lo sai, non so buona le fa. Non tengo coraggio di e posso perdere. E perciò si stacca della vita, cosa mia sei tu, ma sono innamorata. Sono pazze, stai ridendo e tu fai più vicino, ma passa prima tu. E allora sì, abbracciami più forte, perché pochi sanno se tutto tempo che è passato è tempo perso, o si rimane non esiste niente più. Abbracciami stanotte, non mi voglio ricordare, e tutto il mondo da Gesù, che uscì dalla mano sti se pensi una volta che mi potevi, te voglio bene. Ci fa quasi paura pensare che non innamorare, a così bella un attimo. Come è bello cantare una canzone per te, mentre in mano se lo cercano. E si sbaglia in parola non succede niente, che guarda e torna a cantare, ma sono innamorata. Sono pazze, stai ridendo e tu fai più vicino, ma passi prima tu. E allora sì, abbracciami più forte, perché pochi sanno se tutto tempo che è passato è tempo perso, ma si rimane non esiste niente più. Abbracciami stanotte, non mi voglio ricordare, e tutte le volte che da Gesù che mi scendeva mano sti peccati.
grazie. Hai organizzato tu sta festa di piazza? Sì, perché amore? Non ti è piaciuta la serenata? Perché? Ma non è che prima quando tu sei sceso hai incontrato qualche spacciatore hai fatto qualche cosa? Ma che dici, sciocco? Un felino non è sempre una tigre, a volte può essere anche miau, una iatta. Sì, ma la yatta sempre scippa. Ma cosa vuoi che sia un graffio? Tra l'altro anche la punta del disco graffia, ma il suo suono è una poesia d'amore. Che se non ha incontrato lo spacciatore, che se sono mandano lo spacciatore. Un mazzo guarda! Un mazzo guarda! Geppi! Siamo soli! Soli? Ma tu che stai dicendo? Siamo soli! Chiamammo due vicini, ci facciamo fare da testimoni. Ti facciamo fare qualche compagno. Non c'è nessuno! Nessuno? Tutte e 7 piani? Tutte e 7 piani, nessuno! Manco guarda basso. Manco guarda porta basso, sono andati tutti con un pullman a fare una gita a Casoria. Cioè chi sarà su cava a Casoria ne fatta la gita con un pullman? Ma chi sono quando mi ne scie? Ma non buscare minuti bene. Scusa, non mi sento bene. Posa sto romanzo da qualche parte. Ah, perché chi sei in un romanzo? Sì. Oh, questa è una tragedia greca, da che romanzo. Queste sono le fotografie dell'infausto giorno. Ma ci ho voluto ricordare con me che ti sei sposato. Però Geppi, 25 anni fa eri di un'altra manera. Ah, sì? Te li capelli in capo pari un cullit pari. Ah sì? E se capisci? Tu se non metterai la capa, prima non te ne vuoi, capisci? Invece tu guarda come si mo a cucire 25 anni fa. Anzi no, 25 anni fa tenevi il baffo, so? Poi su la ceretta e metta chi più. Guarda qua, le fotografie del matrimonio. Ah, ricordi quella giornata 18 giugno? La disfatta di Waterloo. Queste qua, guarda che è bello questo. Questo è il viaggio di nozze. Ietti a Venezia, mezzi e palum, guarda qua. Margherita. Ah, notte. Ricordi che la notte. Oh, lupo mannare, Talmente che mi mettete paura che ci ha segnato tutta la notte, voleva mamma mia. Ah sì? Perché forse non mi ristallo una pina. Ricordi che la giornata 21 giugno. La morte di Machiavelli. No. Ogni volta che mi questa fotografia mi mette a capo. Quale Geppi, quale? Con battesimi mariti. Non guardare bella nella nostra. Però ricciarda, una cosa buona l'abbiamo fatta sì. Luca per lavoro, Guarda qua. Gesù, una vita intera. Piccolina. Così, te ne rindanno un buco a giro. Gesù, una vita intera. Ma ne trinda la munnezza. Non c'è sta casa che non fa munnezza, guardiamo. Ognuna sera, tu lo sacchetto a perdere e lo metti là fuori. Sulle case vacanti non fanno munnezza. Sì, le case vacanti fanno la famiglia. L'esempio più bello che ti posso fare sul matrimonio, sai qual è? Quale? È che loro giovani, a forza in un muro di cemento. Uè, tu pigli un giù. Un martillo. E chi non mi pare come un muro non so pigliare. Ma posso sgrana, sarapa, finché non so piglia. Ma poi quando vai a tenere chiudere, chi ne fa ancora più forza e resistenza, pare che non dovrà. Bravo. Ma te stai dicendo che romanzi o che carpentiere? È più romanzo nella vita mia. Gesù, una vita intera! La corda in mano, uno tira là, nata tira là e la fune si spezza. Quando sei spezzati a fornire tutti e due copa a panterra però. È come se uno pigliasse una bella piantina rosa, capito? Hai a mettere fuori la loggia e poi ogni sera puntualmente e stai a fiaccare la pipi. Gesù, una vita intera! È come se uno... ma basta, ma vuoi fare sta cosa?
una vita intera dall'altare al tribunale, una vita distrutta. Sì. A vita mia. No, a vita mia. No, a vita. Ami, già Stanno venendo allora! Ma chi sta venendo? la famiglia del fidanzato di tua figlia. Io non so accidente, ma come si fa? E come si fa, Geppi? Una maschera tu, una maschera. Ma fai cozzi con tutte e due. È per il bene di tua figlia. Ma che le cattivi, no? Prego! Signore, figlio se casò, so piezze coro. Fai schifo pure quando canta. Va bene. L'uomo non cede, ma il padre sì. Jack, si gira! Pane, amore e fetenzia! Ma non te ne avete da offrire! È venuto brocca! Ma che stai dicendo? Ma presi è venuto un guardaporta e fatto per stare poco! Ehi, e tu acconci dei capelli, la camisa e il pezzo di scarpa! E come mi accorgi? E ne tengo i capelli, come ci accuccio? Mamma, ma qualche oggettino per metterlo addosso non lo dico? Domandala a tuo padre! A me? A te! Dove li sto impignando? No, fusto tu! Fusto tu. Fusto tu! Fusto tu. Aspettate! Ce l'ho io un bracciale! È falso o me di figura? Io mi raccomando a te, che bene non si fatuso qua. La recita deve essere perfetta. Non dovrei... Margherita, e Che? se facessimo una poco vera? Mo pensiamo a figgere e poi se ne parla. Non ti preoccupare, sarò un gentiluomo perfetto. Bravo! Ecco qua, questo è il bracciale. Uè, quanto è bella mamma. Siedemene poco, ma noi a questi signoroni, che dobbiamo dire a mamma? Uè, uè. Mamma, quelli che siamo veramente. Noi giovani pensiamo in nata maniera. Ho parlato chiaro, niente ipocrisia. Brava mamma, che lerit. Che siamo una famiglia in tranquillità, in armonia, innamorati alla follia. E che papà, erano certo conti in banca. Azz, ma risu, hai parlato chiaro e lerit tutto sti fossari, lerit. E tengo tre. Ma che tiene a te, Stai saggendo, hanno trovato un guardaporta. Stanno vedendo, vado a fare un caffè. Papà, mamma, grazie. Bravo! C'è visto che troppo ansioso, ma come ci volesse mi mettere? Mi metto a paura sti fatusi. Che succede? Non ti preoccupare. Ci mettiamo a così, una posizione romantica. Approfitto Prego. Faccio subito le presentazioni. Questi sono mamma e papà. Lei è la donna Grazia Martire, madre di Nicolino. E questa è la monaca. Ah, ma che mozzichi. È la suora, non mi ricordo. Suor Lucia Lenza, mia sorella dal convento di Camandoli. Sapete, Nicolino non è potuto venire, mio figlio. Purtroppo ha avuto un attacco di viscere. Anzi, questa cosa da sposare già si è fatta sotto. E questo ci dispiace veramente, sorella. Donna Grazia. Ma saluto, cammino. No. Signora, voi permettete, Oh! Che bello avere il work della nasi signora, Signora, le posso passare la mano? Oh, Madonna, signora! Signora, mi dispiace, quello mio marito... E che cappuccionna, Mio signora, marito è irruento! Vedete, signora? Noi riceviamo una meritata vista. Ma noi siamo gente molesta. Modesta. Ah, modesta. Ma signora, ma secondo lei, ma chi cerca la pompa? Che? La pompa? A bomba! C'è prima che c'è questa Cosa va a pigliare? Almeno si ha un po' di razzo, va! Viene per la bomba! No, signora, la pompa, il lusso. Sa, la gente frivola cerca certe cose. Dico bene, sorella? Benissimo, sorella! Pompa me! Nulla! Pompasta tu su quest'era di rosa! Un cappasevra di rosa e c'è doce sta con te! Perché in silenzio sta campagna che aspira tanta pace e sentimento! Non è chiaro il responso. Dite a me qual è il vostro intelletto. Poeta! Frena la tua prosa, se no che rimane fottuta la sposa, senta! Noi cerchiamo solo gente onesta e di buona educazione. Ma poi se avete un bel pezzo di terreno, dei soldini in banca, un bel corredo, dico bene, sorella? È cosa buona e giusta. Offriamo.
Siamo belli, che hanno trovato a zaffunna, poveruto! E come disse Sommo de Curtis, abbondandis abbondandum. Mai mettere fine alla provvidenza, sorella? Ma, signora, vedete, mi dovete credere. Io ho sempre detto a mia marita, compriamo un pezzo di terra, un grattacielo, una villa con piscina. Niente, signora, non ho mai voluto comprare niente. Ha sempre pigliato tutti i soldi e li ha messi a dormire in banca. Signora, non si vede. Manu, stava provocato! Sì, dice bene la mia consorte. I miei soldi dormono, talmente che dormono che sono andati in coma. Perché miei cari signore, voi dovete sapere che io ho venuto da nulla. Io ho partito da nulla. Perché io ho rimasto senza... Disperato da tutto il benessere che all'improvvisato gli è piovuto addosso. Sì. E allora affidiamoci alla provvidenza. Oggi state bene? Sì. E allora, signora, offriamo. Siamo belli, Vogliamo subito un caffè. Cristina! Caffè, signora mia. Io parlo dei doni al Signore. Ma è ovvio che tutti i loro beni andranno al Signore. È gente di chiesa, naturalmente. Ma allora adesso io vi devo sfilare tutti i miei alberi ginecologici. Ma che sto cucino? Va, Margherita, va. Mio nonno era un terrasantiere, mio zio, guardiano del Camposanto, mio cugino, seggiatore a Santa Brigida. E poi avevo anche una zia monaca, ma monaca francescana che le senza scappò bene. E poi la mia mamma assidua recitante del rosario e rindo opportuna a Rete Santo Cuore. E poi erano tutti colleghi vostri, signora cara. Per non parlare del mio papà. Sante l'aveva una fanna a mamma. Però lo fecero prete. Prete? No, prete. No, quella era una prete Sì, no, io dire prete si voleva fare. Ma poi incontrò mamma e se ne scapparono. Scapparono? Ho detto scappare, lì. Ha detto Geppini scapparono. No, scapparono a dove? All'altare scapparono. Alleluia. Chi è? Parlate, risponde un attimo al telefono, così niente. Oh, mamma. No, parlate. Pronto? No, voi avete sbagliato, no! Non sono io la persona che cercate! Non chiamare più, mi raccomando! Prego, continuate a parlare. Allora, la cosa più bella non ve l'ho detta, è che io ho perso un lascito dalla mia nonna paterna, sì, che invece mi rimane tutti i suoi averi a me, che facetto? Li diede a un convento che non mi ricordo manco no. Non sapete il nome del convento? No. Chiamo bella, ricordatevi. Margherita, andiamo di È meglio. Sentite, ma che dice Nicolino? Nicolino vostro? Nicolino è una perla rara, è l'educazione in persona. Pensate che ogni volta che lo rimprovero lui non dice nulla, non risponde, signori, non risponde. Rispondo io. No, quando mai stai tesoro, ma rispondo. Ma sto a capo che sta ci risponde sul telefono. Stai, non ti preoccupare. Vuole rispondere in me. Pronto? Ma non si capisce, ma che parla tedeschi? Ti ho detto che non devi chiamare più, no! Non sono io la persona che cerca, non chiamare più, azzo! Micio! Ma ti sei fatto rosso come Puparola! Tu non ti devi arrangiare così, perché se no ti viene un cactus! Un raptus! Un ictus!
la faccia vostra, guarda che tu sta me. No, sono calmissimo, tesoro mio. Ma quanto amore in questa famiglia! Esagerato. Ma voi ci venite mo'? Ci dovrei quando c'è buffame mazzato. Io e mio marito ci amiamo proprio come se fosse il primo giorno di matrimonio. Se venivate poco anzio, io ho dedicato una bella serenata, vero amico amore Signora mio? mia cara, si vede. È pur vero che è tutto oro ciò che luccica, ma è pur vero che non c'è oro che non luccica. L'oro si vede bene. Offriamo. Ma arrivo il caffè, Cristina! Caffè, signora mia, io parlo di donna signora. Poi il caffè non posso bere. Oh, ma me lo dite, mo chiamo subito a un bar e vi faccio portare un bel rinfresco. No, ma stia comoda, Sto in servizio, non posso bere. Ma per carità non ci metto niente, chiamo subito. Poi voi non siete come le famiglie di oggi, liti, intrighi, gelosie, ma chi ha idea? Ma chi ne ha idea, signora cara? È uno schifo proprio. Queste cose in questa casa non sono mai successe. Ecco, uno schifo. No, quello è mio suocero. Sì, è il marito, a lavoro. Mi stanno uscendo. Il telefono non lo sento. Questa è la terza volta che sono. Mannaggia. Papà. Pronto? Chi è? Alluccati, signor Lucente. Mi dai hit? Mette bella mazza. Non ci capite, signor, ma che volete? O pesciolino? Io lo devo un pesciolino. Dite che ha sbagliato, papà. Dite, signora, dite a me. Che cosa? Ma che ne sacci che dici che... Ma cosa fa questo? Niente, che mio suocero tiene un po' di attresca, non se ne Papà, non me lo fermare a me! Pronto? Ma come viaggiare? Voi avete sbagliato persona, non sono io! E basta! Che l'ha fatto nome tuo? Un nome mi vuole un nome mio, state così! Un nome suo l'ha fatto, C'è piglio, voglio pesciolino! Ma vuole pesciolino? Come pesciolino? Chi se ne risulta in sala nuda, non la capite niente, papà, non tirate nelle nostre stanze! Rispondo io! Papà, ma ci iniziamo il ballo! Pronta? Maronna mi fa careali! Sì, sono io! E come le fumo? Ma si sente Cosa? No, vostra grazia, signora grazia, aspettate un momento. Mio marito! No. Ah! Sopra per la pancia! No, vedi bene che la guancia. Anche più giù! Più giù dove? Ah, va bene, grazie. Tu che hai combinato? Era la camicia. Ti sta cucciando in mano che la camicia. E ha detto che ha trovato sulla camicia una macchia di vernice. E meno male che è più giù, così quando occasione non si vede. Che la camicia? Ha da passare un uomo. Mamma lo fa. Mo ci vorrebbe proprio una bella tazza di caffè. Hai ragione. Cristina, ma tu caffè adesso? Qua, il caffè è pronto. Ecco qua. Ah, che bella cameriera, ma dove Che combinati? Dittate a dare un ultimo caffè pure in piccina. Ma signora, non si preoccupi, la cameriera si è trovata al mio cospetto e si è emozionata. Sono cose che capitano, si è emozionata. L'importante è che accadere in questa casa sia la benedizione di Dio. Sono sicura che pioverà e ci ritroveremo tutti quanti sotto la pioggia di grandine di stelle. Poi è caduto satellite nero! Ma quello satellite no! Ma io ho avuto un rumore pazzo! Ma quando mai vostra figlia si è emozionata, ha buttato tutti i bicchieri a terra? Mia figlia si emoziona, ma quella è una cazzo in modo quanto sta da emozionata! Ma che chi è? Ma che è carnevale qua? Ma va a fare, ma adesso non fa. Vieni da casa mia! No, e quello mio suocero ha detto, va
perché mi ha visto tutta spettinata, è vero? sì. E poi, cara signora, vieni il capellino a me. Ha dato tutto quanto me la mette sta creatura. Questa qui non è la cameriera in questa casa. Ma quando mai? Quella è la sorella di mio marito. Quella qua è la pietra miliare della mia casa. È la regina della mia casa. Arava morto, ma cammina. Ma qui state tutti insieme. Sì, signore, noi ci vogliamo tutti quanti bene. Noi siamo proprio una famiglia unita. Allora tutti uniti, offriamo tutti uniti. Chiama belle, Aspetta, dove andate? Aspettate. Ah, vecchio mandrillo, e tu stai qua? Io ti sto chiamando da mezz'ora e non mi rispondi. Ma che stai dicendo? No, che ci sta sempre uno scemo, che ogni volta che chiama al telefono mi dice avete sbagliato casa, non ci chiamate più, non chiamate più. Pensi che sta Ma no, tu stai a sentire a me. Geppi, io ti ho fatto una sorpresa. Che combinato? Una grande sorpresa. No, non mi dice. Signori, un pochettino di attenzione, grazie. E accogliamo con un forte applauso direttamente da Parigi, di ritorno dal suo giro trionfale, la nostra Mehmet Bella Panza! Madonna, mi che si va combinato! Ma che sti con chi là? Con me? Ma però non mi conosci più, Pesciolina mia. Ah, signorina! Guardate signorina. Belli. Mossi. Paparazzi e puzzolini. Che vergogna! È la fine del mondo, è la fine del mondo. Ma quanto mai? Ma voi avete Pesciolina? No, la fermi tutti! Mi dovete credere! Io non la conosco a questa donna! Oh, ma stai pazziando? Ti devi andare ai Mulignani. No, non devo vedere, credete, quali Mulignani? Ma adesso che su? Uè, che sta Mulignana parmigiana! No, aspettate un attimo, io non mi sento bene, ma già aspettato un momento, perché insomma, non mi sento... Tu me lo immanaco con la me! Tu devi stare al tuo posto, al posto dove sei abituato a stare! Certo, Oh no, ecco oh. il mio posto. Ma quando mai metti con là? Questa è una meraviglia! Beh, a te non ti conosco, capito no? Signor, si metterà 500.000 lire e non me la rada ancora, sì? Dio! Sì, 200 per me vestire e 300 per me spogliare. Sì, io non ce l'ho svergognato davanti a tutti, ma tanto che fa? Che le scapolo, signor, non ha tena, moglie. Uè, Martino! Ma non c'era la tena, ma adesso tu ci sei! State così, io faccio me la rettisse, però oggi ho saputo una cosa, sacci che si mantiene una frenzola, a una certa, aspettate, numero 1, Margherita! Margherita, andiamo via da questa casa! No, dai, certamente siete voi! Ah, ma c'è svergognato, si vede? Oddio! Anzi, no! Per niente svergognato, si è camuffato quest'anno sa carnevale, guarda! La monaca di Monza! Certamente siete voi, zuzzuello, dai! Ma che bocca? Non ci là! Non si usella a me! No! Non si usella a me! Io mi scordo che so suo! E ti scippo tutte le cose! Andiamo via da questa Ma quante marine si mangi da sta casa? Venite, è scoppiata la guerra! Tutto telegiornale? O sangue, guardate che cosa! La giornata che avevo satellite in casa, Guardate tutti quanti! Mi ci l'ha già fatto!
Ma ci fate scommesare! Auguri! Avvocato! Tengo la foto con i testimoni! Mo! E facciamo corrono! Ricordiamoci al foyer. L'officina ingegnatori riaprirà il sipario fra 10 minuti.